Già è stato accennato al discorso che nel mondo esistono degli schemi che danno garanzia su come viene gestita la risorsa forestale di origine e di conseguenza sulla tracciabilità dei prodotti legnosi. Perché dico questo? Intanto questi sono i due schemi. Dico questo perché se è scontato che i temi di natura ambientale sono diventati di moda, e quindi vedete un po' di copertine degli ultimi anni in cui si parla di ambiente, vediamo An Inconvenient Truth di Al Gore che ha avuto il premio Nobel per la pace, eccetera, e è altrettanto noto che esiste un tema che è il tema della deforestazione a livello mondiale. Quando noi si parla di deforestazione parliamo quasi sempre di aree forestali di zona tropicale, però quello che è la percezione a livello proprio diciamo nostro è che esiste anche la deforestazione in Italia e in Europa. Andando a verificare invece i dati relativi all'Europa dei 16 e il resto del mondo, vediamo che in Europa c'è un incremento della superficie forestale, addirittura 1 milione di ettari l'anno. Questo vuol dire che, essendo l'industria del legno in incremento del 30% ogni 5 anni, se le risorse forestali aumentano, però aumenta anche il procurement, quindi l'acquisto, da qualche parte il legno viene preso. In realtà, vedete, esistono dei continenti, questi sono dati del 2010, dati della FAO, in cui la deforestazione in Sud America e in Africa ha questi livelli di 4-5 milioni di ettari l'anno. Quindi, se noi sappiamo che la deforestazione è un tema ambientale importante per la perdita della biodiversità, per la perdita di aree ad alto contenuto per l'assorbimento della CO2 e emissioni di ossigeno, altrettanto vedete che è il secondo elemento di incremento delle emissioni di anidride carbonica. Quindi è il secondo elemento nella creazione dell'effetto serra. E quindi se noi andiamo a ragionare poi su cosa vuol dire gestione sostenibile, corretta delle materie prime, vedete che questi concetti cambiano di anno in anno. A quest'ora del dopo pranzo è impegnativo, mi rendo conto, però vi voglio far vedere che anno per anno cambiano gli argomenti legati ai temi dell'importanza dell'approvvigionamento di materia cartacea. Per esempio, questo è uno studio fatto sulla carta e sulle richieste per l'industria della carta. Carta vuol dire anche i cartoncini per l'industria biomedicale, vuol dire carta grafica per le riviste, vuol dire carta igienica, eccetera. Cioè vedete che nel 1980 gli argomenti di rilievo erano gli inquinanti da anidride solforosa, andando avanti negli anni 90 l'uso di materiale riciclabile oppure il non uso da foreste che venissero considerate primarie. Andando avanti vedete che gli elementi cambiano. Molto molto interessante è che nel 1996, vedete questa riga qua, che vuol dire numero di contatti dei consumatori all'industria della carta, nasce una richiesta enorme di non usare OGM nei prodotti cartacei. Ma per quale motivo? Stavo parlando di un settore che nel 1996 il settore dell'industria cartacea era assolutamente sconosciuto. Greenpeace lancia una campagna contro gli OGM nel settore alimentare e quindi il consumatore si sente sensibilizzato e chiede all'industria della carta di non usare OGM. Dovete sapere che la vita di un albero per diventare utilizzabile ai fini della carta va dai 15 ai 20 anni. Noi adesso stiamo cominciando ad usare piante OGM piantate all'epoca. Quindi questo fa capire molto come anche i temi della sostenibilità, i temi della legalità, anche la percezione di cosa è legale o di cosa è corruzione cambiano nel tempo
E questo è emblematico per vedere che comunque siano gli input legati al mondo dell'industria, l'industria si è dovuta adeguare e quindi ha innalzato i propri livelli di sostenibilità ambientale, di approvvigionamento, di richieste verso i propri fornitori, fino a che negli ultimi anni, vedete, c'è riduzione dei rifiuti da packaging, riduzione dei prodotti chimici, temi della salute, eccetera, eccetera. Perché dico tutte queste cose? Perché sono legate strettamente ai temi della lotta alla deforestazione, e dopo faccio gli esempi di ciò che avviene nei paesi balcanici, ed è legato fortissimamente al concetto della sostenibilità in senso allargato, cioè di qualsiasi attività che abbia un'interazione tra il mondo sociale, il mondo ambientale e il mondo economico. Faccio un esempio concreto: se noi abbiamo una centrale a biomassa, qua pensiamo nel Vicentino, nel Veronese, noi abbiamo sicuramente un progetto che è economicamente valido perché risorse locali, legno, quindi costa molto meno rispetto al petrolio, rispetto a materiali di natura fossile, ambientalmente è perfetto perché non c'è un'emissione di CO2, però se manca l'interazione con il sociale, cioè se manca la concertazione con la popolazione, questo progetto è insostenibile, cioè diventa realizzabile perché è realizzabile sia economicamente che ambientalmente, però non è applicabile perché la gente non lo vuole. E ci stanno tanti altri esempi di questo genere, per esempio sull'uso delle risorse rinnovabili. Se pensiamo al legno come materiale per costruzione, per l'uso in grafica, eccetera, eccetera, vedete che è considerabile perfetto rispetto agli altri prodotti, tranne che per l'aspetto dell'approvvigionamento. Se noi abbiamo un sistema di certificazione che dà garanzia dell'origine legale e sostenibile, a questo punto vedete che il legno rispetto alla plastica, all'alluminio, all'acciaio e al cemento è nettamente superiore da un punto di vista ambientale. Ma ci vuole questo aspetto, no? Questo aspetto dell'approvvigionamento, perché immaginatevi di fare una centrale a biomasse, quindi per energia elettrica o energia termica, però il legno lo approvvigioniamo magari, come succede per le centrali di Ragusa o nel meridione da 50 megawatt elettrici, che vengono acquistate chiatte intere di cippato che viene dall'Argentina, dal Canada o dalla Malesia. Ecco, allora lì c'è qualcosa che non va, perché il legno è realmente un prodotto ecologico, ma se noi non diamo garanzia della fonte legale e sostenibile, cioè se ce ne freghiamo e puntiamo soltanto ai crediti verdi e certificati incentivi, diciamo, dello Stato, a quel punto crolla tutto quanto. Il tema è interessante e rilevante perché dal Rio de Janeiro 1992 ad oggi il tema degli strumenti che danno garanzia di legalità e sostenibilità nel settore del legno è aumentato tantissimo, fino ad arrivare, vedete, al 9% delle risorse forestali mondiali che danno garanzia del 26% del legname circolante, quindi ancora sono i 3/4 da fare, però sappiamo che il PFC, che è uno dei due, garantisce i 2/3. Quindi stiamo parlando di strumenti che danno garanzia di legalità e sostenibilità solo per il 9% delle risorse naturali, quindi ancora c'è tantissimo da fare. E nel momento in cui entriamo all'interno della vita concreta, e per questo ringrazio che Lorenzo Segato mi ha dato questa opportunità, no, di condividere con voi queste iniziative, dovete sapere che se ragioniamo in termini di percezione di foresta, quella che è una foresta per noi italiani potrebbe essere un boschetto per i balcanici, o potrebbe essere una foresta pluviale per il mondo medio orientale. Quindi anche qui bisogna vedere in che contesto siamo. È anche il discorso della legalità o illegalità. Quello che per noi può sembrare un taglio illegale nei Balcani, quindi in Bosnia, potrebbe essere un taglio non convenzionale, cioè cambia proprio la percezione e quindi anche la punibilità di certe azioni.
o viceversa. Nel caso concreto, vedete queste due signore che vivono della raccolta di funghi e di uova di formiche, perché sono una leccornia nella zona rumena, ucraina, è un classico prodotto forestale non legnoso che è come il nostro tartufo, per intenderci. Se arriva una ditta con il regolare permesso di taglio statale e va nella zona dove ci stanno le aree a formica rufa, per intendersi, succede un sollevamento popolare, cioè possono anche uscire fuori i fucili per difendere dei nidi di formiche, perché la tradizione dice che lì in quella zona dà ricchezza. Al contrario, potrebbe essere permesso e anche accettato l'entrata di squadre illegali che tagliano legname, perché permettono di avere delle chiarie in zone dove il bosco è entrato naturalmente. Quindi vedete già come quello che secondo la legge è illegale, secondo la percezione della società non lo è. Allora bisogna essere sempre molto attenti ai numeri quando si parla di taglio illegale o taglio non illegale. Vi faccio un altro esempio legato alla nostra attività italiana. Se noi abbiamo secondo i dati ufficiali 9 milioni di metri cubi di legna da ardere, e questi sono quello che lo Stato segnala. Però c'è un elemento, che tutto ciò che viene fuori dai tagli che sono inferiori a 3.000 metri quadri possono anche non essere registrati. Quindi legalmente lo Stato dice: non mi importa che tu me lo denunci, l'importante è che tu mi dici che vorrai tagliare. Allora tutto questo vuol dire che ci sfugge una quantità di informazioni, perché è accettato, perché ci vuole più impegno a registrare certi dati che no. Allora esce fuori che secondo gli italiani abbiamo circa 90 milioni di metri cubi di legname tagliato, quando in realtà sono segnati solo 9 milioni di metri cubi. Non so se riesco a dare l'idea, no? Sì, questo era per far capire che quello di cui parlo non è un frutto della mia cultura da dottore forestale, ma c'è un processo paneuropeo che è firmato da tutti i governi dell'Unione Europea, che dice che i boschi vanno tagliati in una certa maniera. Quindi esistono delle linee guida per poter determinare cosa è giusto, cosa è legale e cosa non lo è. Quindi le linee guida che noi utilizziamo sono estremamente chiare, che portano poi da un taglio a un certo tipo di gestione, cioè se il bosco è tagliato regolarmente ne deriva un flusso di materiale regolarmente registrato e di conseguenza tracciabile. Il problema è che spesso manca la cultura del settore forestale, cioè chi va a controllare non conosce il mondo forestale. E qui faccio l'esempio: quando parliamo di illegalità nel mondo dei boschi non è soltanto il piano del taglio, è anche chi lo taglia. Quindi si può avere il permesso regolare di taglio, ma la squadra che lo va a tagliare è composta da persone che sono illegalmente entrate in Italia, quindi stiamo parlando di extracomunitari senza permesso di soggiorno. Questo qua fa parte di una zona grigia enorme che attualmente si sa ma non si dice. Quindi quando parliamo del tema illegalità nel mondo forestale spesso uno pensa soltanto al taglio illegale, in realtà qua stiamo parlando anche di sacche di potenziale criminalità e essendo persone che entrano in Italia illegalmente e le squadre che le incaricano non hanno nessun interesse a pagare di più per dargli delle attrezzature di sicurezza, quindi parliamo anche di situazioni in cui ci stanno dei feriti e talvolta delle morti che sfuggono completamente alla nostra attenzione, all'attenzione appunto delle varie ASL, eccetera, senza poi parlare del fatto che tutto questo legname va a generare il mercato nero, che elude IVA e elude tutti gli altri aspetti. Quindi se c'è un controllo, un monitoraggio,
e di conseguenza si sa anche chi lavora, come lavora. Vedete nella foto c'è una persona col casco, con la tuta antitaglio, eccetera, e di conseguenza uno può anche orgogliosamente dire io taglio il legname e te lo vendo a una certa cifra. Il problema è che, essendoci il mercato nero, chi le cose le fa bene si trova sul mercato svantaggiato, perché ci mette il 20% di IVA sopra, e la gente alla fine non è che riesce a distinguere tra legna legale e legna illegale, vuole la legna e la paga il meno possibile. Quindi la marchiatura è quel tipo di garanzia che permette di, indipendentemente dall'origine, che sia nei Balcani, che sia in Sud America o in Italia, che sia a 5 km o 5.000 km, di avere la certezza che c'è una legalità in tutto il percorso, dalla gestione del bosco fino al prodotto finito. Ora, qui c'era una serie di immagini appunto che va dall'edilizia, ai giochi, alla carpenteria e, perché no, anche all'arte, perché qua tutto ciò che è la vita di un prodotto che è di origine cartaceo-legnosa ha un'origine da un bosco, e questo è fondamentale da sapere. Ora, entrando un po' nel merito dell'argomento, la giornata delle energie, l'Italia è il più grande importatore di legno a fini energetici al mondo, e questo ha sorpreso tutti, però basta fare due calcoli e si capisce. Noi abbiamo soltanto in termini delle centrali del gruppo Marcegaglia un potere di kilowatt elettrici, di megawatt elettrici, che arriva intorno ai 90-120 megawatt elettrici, che vengono alimentati non in cogenerazione, solo elettricità. Quindi una volta prodotta l'elettricità il calore viene disperso. Per avere questo potere enorme di elettricità abbiamo bisogno, il calore sarebbe almeno 3 volte superiore, quindi sarebbe possibile con questo calore riscaldare l'intera città di Roma e di Milano. Però è disperso, perché quello che interessa agli industriali è soltanto dimostrare i crediti verdi, cioè l'elettricità, che uno riceve un vantaggio che è 3 volte superiore al prezzo di mercato. Per approvvigionare queste grosse centrali non è sufficiente l'intero Sud Italia, quindi l'unica maniera è acquistare a basso prezzo dovunque sia. E allora ecco che dicevo, arrivano queste navi enormi dal Sud America o dall'Asia, che portano montagne realmente di materiale legnoso tagliato, quindi cippato, quindi più compattato, che permette a queste centrali di sopravvivere e di avere gli incentivi. Secondo calcoli fatti con il sistema dell'LCA, è più l'energia per trasferire questo legname che l'energia prodotta in centrale. Però, se ragioniamo in termini finanziari, funziona, perché io acquisto a 5 e ricavo 50. Da un punto di vista energetico, spendo 50 ed esce fuori 10. Però, ecologicamente è sbagliato, ma finanziariamente, non economicamente, finanziariamente, è corretto questo passaggio. Se insieme all'aspetto energetico di anidride carbonica emessa negativo ci mettiamo anche che la maggior parte delle fonti sono di origine illegale, quindi non hanno permessi di taglio, qui si chiude proprio una panoramica, e allora entriamo nella logica dell'energia criminale, cioè se spendo di più energeticamente di quanto produco ma ricevo 3 volte più di quanto spendo, finanziariamente ci sono, ma non importa se delle popolazioni sono state distrutte, se la biodiversità è stata annullata, eccetera. Ecco i famosi incentivi che determinano un flusso negativo, e questo vale non soltanto, proseguo, sì, siamo nella logica dell'intervento, ok? E questo vale sia per la legna d'ardere che per il carbone, per il pellet, per i brichetti, eccetera, eccetera. Ora, se andiamo a ragionare invece di quello che sta succedendo nell'Est Europa, dovete sapere che dal marzo 2013, quindi fra 7 mesi, fra 8 mesi, chiunque acquista da fuori Europa
deve dimostrare l'origine legale del proprio acquisto, altrimenti è fuori mercato. Cioè dovrebbe esserci un organismo di monitoraggio che dice: se tu non mi dai garanzia dell'origine legale, io ti chiudo l'azienda. Siamo a questi termini. Non è una direttiva, è proprio un obbligo dell'Unione Europea, nata con il semestre di Tony Blair, stiamo parlando quindi di 4 anni fa, e questo deriva dal fatto che il Parlamento Europeo ha, se si può fare, dichiarato che il 20% di tutto ciò che entra in Europa è illegale. Perché se si può fare? Perché se un materiale è illegale, di fatto cerchi di mascherarlo in qualche maniera, quindi è una riduzione. Il mercato probabilmente è molto più pesante da questo punto di vista. Però se un quinto di tutto ciò che vedete qua di legno può avere un'origine che è illegale e di conseguenza probabilmente criminogena, fa pensare. L'Italia è il quarto importatore al mondo di legname da opera, ho detto già il primo per legna da ardere, quindi capite che il ruolo della nostra società è elevantissimo proprio. Detto questo, nei Balcani si sono già allertati per questa situazione, perché questo vorrebbe dire che se non hanno dei permessi di taglio, dei piani di gestione, delle concessioni, non vendono più in Europa. Di conseguenza sono iniziate delle interessantissime attività di legalizzazione, anche di attività che non sono illegali, quindi è iniziata tutta una serie di falsificazione di marchi, di scuole per capire la legalità, per aggirarla. Quindi, come si diceva, diventa interessante. In questo periodo sono due le categorie di personale interessato alla due diligence: i bravi e i cattivi, nel senso che i cattivi, messi tra virgolette, cioè quelli che sono intenzionati a proseguire a guadagnare con questo mercato dell'illegalità, stanno studiando cosa è la legalità, quali sono i fogli per poter aggirarli. E questa è un'attività che fa sorridere, ma sono molto più aggiornati quelli che vogliono aggirare la legge che coloro che la devono seguire. E questo è paradossale, però fa capire quanta economia c'è dietro il mercato forestale nei paesi dell'Est Europa. Paesi dell'Est Europa che si sono ritrovati un patrimonio enorme quando sono state restituite tutte le risorse forestali che erano state accumulate sotto il periodo comunista dallo Stato. Quando sono caduti le dittature e gli stati totalitari, c'è stata una restituzione delle risorse delle proprietà ai proprietari, e cioè ai figli, ai nipoti, ai bisnipoti, i quali si sono trovati in un momento di povertà ad avere delle risorse che di fatto rendono parecchio, perché c'è gente disposta a acquistare a qualsiasi prezzo, e quindi hanno cominciato a battere indipendentemente dalle concessioni o no. Un elemento, parliamo di cifre che in Albania raggiungono il 60%, in Kosovo il 60% delle risorse di legna da ardere, e in alcuni stati, in alcune aree poco gestite della Bosnia, il 40% della legna da opera. Quindi stiamo parlando di quantità sia in natura economica che quantitativa estremamente elevati. Io magari mi fermo qua, poi gestiamo la cosa.